Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, lei sorge. Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento The Best Sandwich, l'Italia in un panino. Come sempre siamo a Pordenone nella sede di Pala Gourmet, il centro esperienziale del gusto, e continua il nostro contest alla ricerca del miglior panino d'Italia. 24 concorrenti professionisti che si sfidano in questa seconda edizione, 3 alla volta ne conosceremo. Alcuni arrivano anche da fuori regione, ma subito vi vado a presentare la giuria, perché questa sera andremo a conoscere ingredienti del panino italiano legato alla regione Emilia-Romagna, ma come sempre non può mancare Sergio Lucchetta, il presidente del consorzio Pordenone Turismo, la new entry Gabriele Giuga, giornalista enogastronomico. È ritornata e ci fa piacere Omaira Abrami, giudice di analisi sensoriale, e un'altra new entry è Marco Talamini, chef, patron del ristorante La Torre. Benvenuti. Adesso andiamo subito a conoscere il primo concorrente, andiamo a vedere di chi si tratta. Lui arriva da Pozzuolo del Friuli, in particolare da Carpeneto, è Mauro Verona della locanda Clanfe. Vieni Mauro. Un locale dove, con un ristorante, insomma un ristorantino, e un locale di paese, così insomma una locanda, ecco. Fate anche panini? Facciamo panini, facciamo solo quando facciamo degustazioni, abbinamenti con birre, vini, robe così, sì. La pancetta, lo squacquerone e poi due elementi insomma che erano a disposizione. Poi il resto ci ho messo io, ho fatto un melone con pepe, un po' di balsamico, il balsamico e una meringa al parmigiano, ecco. Si chiama Do Casa il tuo panino? La meringa di parmigiano, me la spieghi per cortesia? La classica meringa, e all'interno ci metto il parmigiano e la faccio andare come una meringa normale. Una meringa salata? Salata, sì, sì. Sì. In questo momento qual è il piatto forte del tuo locale? Roi de Musette. Che va sempre. Quello sì. Roi de Musette, sì. Tu l'hai provato questo panino? No. Ah no, proprio, quindi lo proveranno i giudici per la prima volta? Sì, dai. Quindi non hai un tuo giudizio, non sai come, se c'è un equilibrio Sì, tra gli appunto. ingredienti? Sì, sì. Niente. Quindi è inutile che ti chieda cosa volevi darci con questo panino, qual è la sorpresa che troviamo noi in questo panino? È una bella sorpresa. Hai voluto abbinarlo con una ribolla gialla. Sì. E non avendolo provato, come hai fatto a scegliere il vino? Così, per intuizione. La marinatura del melone, scusa? L'ho marinato il giorno prima, sì, con il pepe. Solo pepe nero? Pepe nero, solo pepe nero. La meringa l'avevi assaggiata? Sì. E come l'hai trovata? Ma dava dei sentori di parmigiano, si sentiva il parmigiano. Allora, il sentore di parmigiano c'è sicuramente, però fai fatica a mangiarla la meringa perché è molto elastica, è molto stopposa, quindi fai abbastanza fatica. Oserei dire per fortuna è in mezzo e non c'era nel panino che ho mangiato, perché altrimenti mi rendeva difficile la masticazione. Hai usato dei prodotti eccezionali. Il panino è buono,
è succulento, ha dei buoni contrasti. La meringa non c'entra niente, mi dispiace, cioè hai aggiunto una cosa che non serviva. È un po', forse questa volta l'intuito ti è un po' fregato. Allora, diciamo che la ribolla comunque non è forte, quindi ci sta abbastanza. L'unica cosa, forse con la pancetta, magari si poteva osare anche qualcosina di più, ecco, tutto qua. Siamo pronti per conoscere il secondo concorrente. Da Pozzuolo ci spostiamo a Fagagna con Matteo Nebuloni del locale Mr. Smokey. Vieni Matteo. Il mio locale è un'hamburgeria che nasce circa un mesetto fa. Facciamo hamburger, roba americana, Tex-Mex, in una cornice un po' vintage. Il dolce fatto l'hai chiamato? Sì. Qualche tempo fa, per un caso fortuito, mentre stavo mangiando una pera, non la cocomerina, un'altra, stavo sorseggiando un sorso di tequila, mi è caduto un pezzettino. Così, perché tu ti svegli e sorseggi il tequila così. No, la sera. Bene. E da lì hai avuto questa Assaggiato, illuminazione. ho trovato questo giusto mix. Allora, gli ingredienti che tu hai scelto: la pancetta, parmigiano reggiano, la pera, cocomerina. E poi che cosa hai aggiunto tu? Allora, io ho aggiunto un po' di panna al parmigiano per creare una sorta di formaggio frant, come si chiama da queste parti. Una ricetta che mi aveva insegnato il mio cognato, che qualche annetto fa vendevamo un po' di formaggio. Adesso a settembre abbiamo voluto rinnovare tutto il locale. Ha rinnovato, cambiato menù. E ti sei diretto sui panini, sulle preparazioni? Eravamo già in quella direzione, ho aggiunto il Tex-Mex rispetto a prima. Questo panino l'hai assaggiato e l'hai fatto assaggiare? Sì, fatto assaggiare anche al mio personale, tutti rimasti a bocca aperta. Tequila, però l'hai abbinata alla ribolla gialla. Ci sta? Io ho provato, sì, perché la ribolla volevo anche che mi sgrassasse un po' il panino. Matteo, tu usi una pera che è un presidio slow food. Sì. Nei tuoi panini, nel locale che tu gestisci, usi altri prodotti presidi slow food, per esempio del Friuli? Al momento no, perché sono più una cucina americana, quindi pochi prodotti italiani purtroppo. Con cosa contrasti questo profumo e questo dolce della pera nel panino? Allora, contrasto appunto con il formaggio, che risulterà abbastanza salato, e con la pancetta. Contrasterò poi anche la morbidezza di tutto il piatto con le noci che avevo messo sotto. Devo dire che mi hai sorpreso un po' con la ricerca delle consistenze nel panino, che questo è molto interessante. Adesso però scopriamo se Anche il gusto. che il gusto corrisponde. Il panino è davvero molto buono. L'uso della pera fa veramente una grande differenza, si distacca, insomma, l'hai trattata bene con la marinatura, con la tequila, è molto delicata, molto delicata. Credo che forse se avesse avuto qualche secondo in più per la temperatura all'interno del panino sarebbe stato davvero perfetto, però veramente una buona scelta di ingredienti, sei stato molto equilibrato. A me piace, io lo rimangerei. In realtà anch'io volevo dire, diciamo, del tempo di cottura del forno, che sicuramente era da lasciare un pelino in più, però per il resto lo trovo molto equilibrato. Forse ci avrei messo un po' meno pancetta, tutto qua. Ok.
tu ballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Il terzo concorrente arriva da Caorle ed è Nicolas Grasgruber della Vela dell'Orso. Vieni Nicolas. Il locale dove lavoro io è in spiaggia, quindi Bene. si sta bene già per questo fatto. E niente, beh, adesso normalmente è chiuso per via del tempo, però... Per via dell'inverno? Sì, dell'inverno, ah, sì, ecco, sì, sì, della stagione. Esatto, sì. Lì si fanno comunque tutti i tipi di snack, panini, club sandwich, comunque anche dei piatti freddi, diciamo prevalentemente comunque snack, panini. D'estate vanno per la maggiore, veloce, sì, si mangia in pranzi spiaggia. veloci, diciamo, insalatone, robe così. Il fatto di aver messo pancetta e mortadella assieme, che scelta è? È stata una scelta forse un po' azzardata, però diciamo come mortadella non è che ce ne sia molta. È stata messa più che altro per legare un po' lo squaccherone. Ho provato a fare una crema, insomma l'insieme non mi sembrava poi male. Lo hai assaggiato tu prima di... Sì. Lo hai fatto anche assaggiare? O... Sì, aveva fatto assieme al titolare del locale, abbiamo fatto delle prove e insomma era quello che ci sembrava più buono, diciamo, dai, mettiamola così. Tritato il tutto e impastato assieme allo squaccherone, ho fatto un impasto un po' grossolano, diciamo, tutto a coltello. Hai fatto una squacquarella. Ma sai che la mortadella è un ingrediente molto importante, cioè ha un gusto tutto suo. Esatto, sì, cioè molto buona comunque anche questa qui. La pancetta mentre ha un sapore salato, abbastanza coprente, no? Quindi è grassa, salata, copre un attimino, e quindi questi due abbinamenti secondo me sono un po' troppo azzardati, dice? No, mi ammazzi la squacquarella così. No, beh, ma si sente comunque, sì. Vedremo. Ecco, tu hai scelto un lambrusco amabile. Sì. Come abbinamento. Come mai hai scelto questo vino? Ho scelto avendo tanti gusti comunque grassi in bocca, per sgrassare, diciamo, ho scelto questa tipologia di vino. Per me l'ha scelto perché in spiaggia di Caorle sono tanti tedeschi e i tedeschi amano il vino dolce, sì, quindi... sì. E il radicchio rosso da dove proviene? Questo è il radicchio di Chioggia. Ok. Troppo radicchio, mi porta l'amaro, mi lascia in bocca l'amaro. Direi che per il resto è abbastanza equilibrato, però questo radicchio mi cambia molte cose, mi cambia la sapidità, mi cambia l'aromaticità, quindi avrei guardato un po', magari bastava metterne meno, o magari un altro tipo di radicchio. Non si può chiamare mortazza. Quindi prevale la pancetta. Pancettazza. Cambieremo il nome allora. Sì, un po' meno radicchio, come dice tutto, è un po' più di mortadella. Ed ora raggiungo Mariella Trimboli con il suo quiz enogastronomico, direttrice di Top. Siamo pronti per... Buonasera Alexis, ciao, buonasera. Siamo pronti Sì. per questa prima domanda che vede i tre concorrenti in gran tensione. La tua domanda legata al panino Dell'Emilia Romagna, bene. La pera cocomerina, presidio Slow Food, deve il suo nome alla polpa di colore rosso, al mese di raccolta, al retrogusto di anguria, all'incrocio con il cocomero,
Matteo. Alla polpa di colore rosso. Esatto, è la risposta esatta. Infatti il nome si riferisce alla polpa che nel raccolto tardivo assume un intenso colore rosso di cocomero. La buccia è verde e la polpa ha un colore più intenso al centro del frutto, mentre vicino ai semi diventa rosa brillante. 2 punti in più per Matteo, che lo sapeva, o l'hai sparata? No, lo sapevo. Ok, bene. Allora ci vediamo tra poco con un altro quiz. Ora andiamo a conoscere la classifica del panino italiano. Terzo posto con 135 punti Mauro Verona della locanda Clanfe Carpenedo del Friuli. Secondo posto con 142 punti Nicolas Krasgruber della Vela dell'Orso Caorle. Primo posto con 163 punti Matteo Nebuloni del Mr. Smoky di Fagagna. Andiamo a conoscere i panini creativi di questa serata. Partiamo dal primo concorrente, Mauro Verona. Vieni Mauro. Locanda Clanfe di Carpeneto, Pozzuolo del Friuli. 10 minuti di tempo per il tuo Carpenet. Così lo chiamiamo, sì, no? Sì, L'hai chiamato così? Il nome del paese, sì. Quindi a disposizione ho... Perché tutti i prodotti sono di Carpeneto. Tutti i prodotti di Carpeneto. Presentaceli. Sì. Allora, abbiamo la coppa di suino cotta a bassa temperatura e poi la andrò a rigenerare in piastra. Poi il porro sempre cotto nella piastra che dopo lo scalderò. Una crema di forma di Frant, ecco, e poi una marmellata di Brovada. Bella. Che anche la metterò in decorazione anche così. Bene. In un anello di porro, ecco. Iniziamo allora a prepararlo. Il pane produzione propria, sì, con farina di grani antichi e frattaglie di polenta. Esatto. Proprio friulano questo sì, panino. Ho voluto fare un panino abbastanza... Nel secondo impasto ho inserito dei pezzettini di polenta che ho passato in forno perché rimangono proprio che si sentano. E come l'hai preparata la marmellata? Con lo stesso sistema che si prepara ogni marmellata. Mettendo la Brovada. Sì. Ci ho messo anche un po' di chiodo di garofano dentro. E la marmellata di Brovada quindi risulta agrodolce? Sì, ok. È agrodolce. Ok. Il porro si disfa mentre lo mangio, Sì, non sì, è che rimane intero così, sì, perché sì, il porro sì, tendenzialmente si rompe. con quelle fibre fa fatica certo, a rompersi. Vado a spalmare la crema di Frant. Per quanto tempo hai cucinato l'ossocollo? Questo? 7 ore. 7 ore. 7 ore, sì. Che temperatura? Temperatura sotto i 100, 90, così. Allora, tu hai abbinato questo panino ad una birra, la Dolomitila Pils, che è qui. Sì. Ed è un panino friulano che tu ritieni possa stare bene con questa birra? Siccome lo ritengo abbastanza ricco come calorie, come tutto questo panino, no? Ho pensato appunto di mettere una birra che sia più lupolata che maltata, ecco. Il piatto è veramente molto ben presentato, la scelta, la notavamo prima, sia la scelta della tipologia del piatto, anche con i colori del panino, si presenta davvero molto bene. Mi piace molto l'uso di questa insalata che pulisce senza essere però eccessiva. Ho gradito anche molto la marmellata di Brovada che è veramente anche messa così in parte, consente al commensale di abbinare, cioè di dosare un poco gli ingredienti. Il panino ha anche un ottimo profumo
E devo dire che nel suo complesso anche l'abbinamento con la birra mi sembra molto molto gradevole, quindi complimenti, mi è piaciuto molto questo. Bene, a Gabriele è piaciuto, Mayra? Allora, a me è piaciuto, l'unica cosa è appunto il porro, non è facile masticarlo, diciamo che abbastanza dalla sua fibrosità che risulta a volte un po' fastidiosa. Globalmente mi è piaciuto, l'unica cosa in questo panino manca in realtà proprio dentro il dolce, che è fuori perché è con la marmellata di Brovada, però secondo me era meglio che fosse direttamente dentro il panino. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Il secondo panino creativo è quello proposto da Matteo Nebuloni di Fagagna. Vieni Matteo! Per la scelta del pane ho scelto una rosetta alla zucca, visto anche il periodo. Buono. Sì. Poi hai scelto speck, funghi chiodini, montasio, burro, zafferano, prezzemolo, salvia, pepe nero, olio, aglio. Tutti ingredienti che possiamo reperire in Carnia. Allora ho fatto un burro aromatizzato alla salvia e pepe nero, l'inserimento dello zafferano nella trifollatura dei funghi, una cosa che non si vede spesso. Che sapore ha lo zafferano per sposarsi con il fungo chiodino in questo caso? Perché l'hai scelto? Per dare un po' di contrasto, poi anche per il colore, rendere un po' più vivace. Questo è un panino con speck e montasio. Dopodiché hai cercato di dare aromi, profondità, gusto diverso, però la base è quella. Esatto. Quindi se io mangio questo panino cosa trovo in bocca? Di particolare con le aggiunte che hai fatto, di aromi, di spezie? Allora sentirà un sapore di salvia, di pepe nero, lo zafferano, il fungo, il grasso dello speck, del montasio che verrà comunque bilanciato dall'acidità del fungo, dello zafferano. Matteo, tu in cucina sei un autodidatta oppure hai fatto scuole? No, ho fatto le scuole, diplomato 5 anni fa. Avevi sempre questo obiettivo di diventare? Sì, da quando ero bambino. Ho avuto la mamma cuoca che mi ha sempre insegnato, mi è sempre stata dietro, che lei è passione da anni. Ci starebbe un saluto alla mamma. Ciao mamma. Tu questo panino lo hai abbinato con la birra Dolomiti La Rossa. Esatto. Ho voluto abbinare uno per un po' di passione che ho io per la birra rossa, sempre adorata, e due per cercare di creare un po' di contrasto perché questo panino ha sapori abbastanza forti. Allora, sicuramente questo non incide sul voto, però anche olio extravergine di oliva direi che è il minimo della pena. Olio extravergine di olive italiane. Ci sono olive italiane. E anche un po' di più, cioè che cultivare. Sono cose assolutamente interessanti. Credo che anche per fare questo lavoro sia assolutamente interessante andare a scoprirle queste cose. Globalmente il panino non è male, l'unica cosa, lo zafferano nei funghi secondo me non ci stava, nel senso che non sento più il chiodino, perché poi già il chiodino non è che ha un sapore diciamo come il porcino deciso, quindi quella è l'unica cosa, ecco. Lo zafferano è sicuramente un prodotto molto difficile da usare. Io sono rimasto allo zafferano nel risotto alla milanese, cioè è sicuramente un ottimo prodotto, però va veramente perché è difficile equilibrarlo, cioè il gusto dello zafferano c'è, ne metti poco, ne metti tanto, il gusto dello zafferano è quello. Quindi forse in questo caso si poteva anche togliere. È un panino che
cioè, se dovessi venire a prendere il panino di prima, vengo a prendere il panino di prima. Questo fa niente, cioè non... Il terzo panino creativo è quello proposto da Nicolas Grasgruber. Vieni Nicolas, con questo Chimichanga. Pane romanino con farina di grano duro, diaframma bovino, rucola e questa salsa Chimichurri. Io non la conosco. Il chimichurri è una salsa molto semplice, cioè pomodoro, prezzemolo, aglio, aceto e sale e pepe. Io ho origini argentine, è un taglio di carne che da noi si usa molto, questa carne qua. E questa salsa appunto va fatta con le grigliate, di solito si usa molto il chimichurri. Da dove viene questa tua passione per la cucina, per i panini, per... Ma diciamo è nato tutto nella sagra paesana quando ero piccolo. Di che paese? Azzanello, la sagra di Azzanello. Tu hai scelto una Dolomiti rossa per abbinare il tuo panino? Sì, ho scelto quella birra lì perché mi sembrava molto appropriata per diciamo il gusto anche della carne stessa. Allora la scelta del diaframma viene data proprio da questa tua, diciamo, reminiscenza? Diciamo, ho scelto perché appunto mi fa ripensare, diciamo, ai gusti di casa, ecco, mettiamola così. E io temevo che la succulenza ne soffrisse, invece così a vederlo mi sembra... Sì, a me fa fame. Fa fame. Devo dire che sono curioso, non amo il diaframma. A casa mia il diaframma lo mangiano tutti, io non lo mangio, per cui sono curioso di sapere così, fatto in questo modo e abbinato a questi prodotti, per cercare di capire se potrò incominciare a mangiare anche il diaframma. È un panino essenziale, nel senso che hai usato, secondo me, correttamente pochi ingredienti. Gli ingredienti ci sono, un panino appunto, come dicevo, essenziale, nel senso che i sapori li senti. La salsa chimichurri è una salsa che inumidisce bene gli ingredienti. Io ho fatto un po' di fatica con la croccantezza del pane, ho fatto un po' di fatica forse l'ho scaldato troppo. Sì, o forse non so, però diciamo che come sapori, i sapori ci sono. Bene anche la presentazione, il piatto, insomma mi sembra un buon panino, mi ha fatto piacere assaggiarlo, anche l'abbinamento con la birra funziona molto bene. Panino essenzialissimo, equilibrato. Io non avrei messo questo pane, un pane un po' meno pane, cioè più carne, no? La carne è cotta bene, il pezzo di carne è bello personale, quindi sì, denota la tua personalità. Il problema è che non è un panino creativo. Il contest è un panino creativo. Questo è un panino classico buonissimo, però non è un panino creativo. Ed ora andiamo a conoscere il risultato del contest nel contest lanciato da Filoves Banca.
Eccoci qui Alexis, siamo all'interno della filiale di Pordenone di Friulovest Banca, con me Thomas del Caffè Time di Fontana Fredda e il responsabile della filiale Giovanni Innocente. È stata veramente una grande battaglia, con 356 mi piace, Thomas ha staccato di una cinquantina di lunghezze Sonia della pizzeria all'angolo di Maniago, e va detto che tutti e due i panini erano veramente invitanti, le fotografie del contest hanno sicuramente invitato i visitatori della nostra pagina Facebook. E Thomas, ha vinto il panino o le amicizie? Un po' tutti e due, dai. E il panino l'hai già proposto all'interno del tuo locale? Non ancora, però ci stanno già chiedendo in tanti di farglielo, quindi... Sì, sicuramente, perché veramente era gustosa l'immagine. Giovanni, ci dici qualcosa della filiale di Pordenone? Sì, intanto buongiorno a tutti, siamo in filiale, siamo proprio all'ingresso della filiale di Pordenone, bella luminosa, se vedete passare qualcuno è perché stiamo lavorando. E niente, vi invito tutti a volerci passare a trovare per informazioni, anche per vedere com'è la filiale. A questo punto direi che consegniamo il premio. Grazie. Meritato. Sono stato qualche volta, ho scoperto, nel bar di Thomas, quindi ci tornerò per ci tornerò per assaggiare il panino. Bene Alexis, continua il contest, ricordo di sintonizzarci su Friulovest Magazine e votare i prossimi panini. Ed ecco di nuovo Mariella pronta per il quiz legato ai vini, quindi alcuni vini che abbiamo visto protagonisti nella prima fase. Sì. Dunque, la prossima domanda è: a cosa si deve il caratteristico profumo del Sauvignon? Alla tipologia del vitigno e al territorio di coltivazione, al metodo di lavorazione, all'aggiunta di profumi assolutamente naturali, al tipo di piante che crescono vicino al vigneto? Non è facile. Prenotatevi prima di Natale. Nicolas, ci provi? Al tipo di piante? Cioè alla tipologia del vitigno, sì, dici esatto, tu? Sì. O al tipo di pianta che cresce vicino al vigneto? No, la tipologia del vigneto. Del vitigno. Sì. È la risposta esatta. Bravo Nicolas, 2 punti in più per te. Parliamo di Top che è in edicola. Mariella? Sì, Top ancora in edicola. Questo mese c'è una novità, la novità è appunto l'applicazione, la nuova applicazione Audio Top Ascolta la mia voce. Non vi racconto niente, non voglio anticiparvi niente, leggete Top e troverete tutto. Grazie a Mariella Trimboli, direttrice di Top, grazie ai nostri concorrenti. Ora andiamo a conoscere il risultato finale. Allora, siamo pronti per conoscere il vincitore di questa puntata. Sergio, è stata dura? Sì, questa volta è stata dura, nel senso che poi vedremo, ma i distacchi sono minimi sui 3 concorrenti. Minimi. Allora, partiamo dal terzo posto, cosa dite? Un totale di 294 punti. Mauro Verona, Locanda Caffè di Pozzuolo, Carpenedo frazione di Pozzuolo, quindi terzo posto per te. Secondo posto 299, quindi davvero pochissimo il distacco. Nicolas Grasgruber, La vela dell'orso Caorle, e quindi vince la puntata Matteo Nebuloni di Fagagna. Complimenti, 301 punti, davvero pochissimo il distacco, più 2 punti del quiz, anche tu avevi ottenuto 2 punti in più. Non te lo aspettavi? No, onestamente no. Perché ho peccato un po' sul panino creativo, non pensavo, sono felicissimo. Ragazzi, però fatevi votare anche su Facebook, il contest nel contest, Friulovest Magazine, fatevi votare per ottenere anche lì un buon punteggio con i like dei vostri amici, quindi fate propaganda nei social. Sergio, è stata difficile come puntata? Sì, come hai avuto modo di dire, i risultati sono veramente molto vicini. Oltretutto Matteo, che poi ha vinto, era stato penalizzato di 4 punti per il tempo, quindi alla fine hai vinto proprio per 2 punti e basta. Allora, come è logico, siete stati molto più a vostro agio sul panino creativo che non sul panino classico, perché lì siete costretti a utilizzare certi prodotti, però la creatività
è poca. La creatività è un'altra roba, la creatività non è usare prodotti diversi dal solito. Creatività sono abbinamenti particolari, quindi questo deve essere uno stimolo, soprattutto per chi va avanti sulla creatività a ragionarci un po'. Devo dire comunque che siete stati bravi, perché lo sappiamo tutti, stare davanti alla telecamera non siamo, dico anch'io siamo, perché non siamo abituati a stare davanti alla telecamera, un minimo di tensione c'è, l'avete superata comunque brillantemente, e quindi bravi. Chi ha perso si renda conto che la vittoria si gioca nel proprio locale e non qua. È importante andare avanti, però voi dovete vincere sul vostro locale. Bene, bravi ragazzi, Matteo continua la gara, io ringrazio anche la giuria, Sergio Lucchetta, Gabriele Giuga, davvero complimenti, anche Omaira Abrami, che già la conoscevo, davvero brava, e Marco Talamini, grazie per essere stati con noi, grazie a Tommaso Ravo per le riprese e montaggio, grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo ogni sabato su Telefriuli in prima serata del Best Sandwich l'Italia in un panino. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi non fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi